ancora voi. Vi avevo detto di tornare domani. Perdonatemi, padre. Abbiate la compiacenza di aggiungere questo manoscritto alla mia richiesta. Contiene alcune testimonianze e un sunto delle motivazioni che mi hanno spinto a tanto ardire. Vi prego. Dovevo immaginarlo. A quest'ora potevate essere soltanto voi. Sì, sono io, ma voi non mi avete chiamato neanche oggi, padre. Sì, ma guardate che difficile. Va bene, ma è il terzo giorno che sono a Roma e io vengo da lontano. È una cosa molto importante. Molto importante, una cosa seria. Io ho portato tutti i documenti. Possibile che non sappia cosa deve decidere? Capisco che è una scelta molto difficile. Lo so. Facciamo così. Venite domani. Sarà per l'ultima volta. Oh. Vi do la mia parola. Potete credermi. Venite domani. Vi prometto che vi farò parlare con Sua Eccellenza. Domani, dite sempre domani, domani. No, domani sarà domani. Et dia tertia nuptiae facte sunt in Cana Galilee. Et erat mater Iesu ibi, vocatus est autem et Iesus. Ecco, Vostra Eccellenza, le deposizioni canoniche raccolte ad Abano, Isola, Penne, Spoleto, Teramo e Terni. Vi serve altro? Vi serve altro? No. Due dinari di Ginella, quanti pezzi? No,
No, due. Adesso basta Signora? giocare, bambini. Su, dobbiamo partire. Ti aiuto io. Sali, amore. Vicino a te, mamma. Forza, ragazzi, andiamo. Sbrigatevi. Dai, smetti, mamma. Forza. Si parte per Assisi. Vai, Antonio. Mi dai un sassolino? Adesso qua ci metto il prato. Guarda che chino, guarda come devi fare. Ecco, stanno venendo davvero bene. Così è bello. È vero, c'hai ragione. La mia terra è tutta bagnata. Che bello quell'uccellino. Stanno tutti belli. Ma ce ne sono tanti. Mi dà un po' di terra? Certo. Mi basta. Mille parole non sarebbero sufficienti per descriverti il mio affanno. Teresa, abbine cura. Rosa è così fragile. Sarà compito mio. Non preoccupatevi, signora Agnese. Adesso vai. Appena si sarà ristabilita, torneremo a prenderla. Vai, più veloce. Ci sistemiamo a Spoleta e torniamo, Agnese. Stai tranquilla. Come si allarga. Guarda me. Che Forza, bambini. Adesso basta giocare. Dobbiamo andare, su. Gira. Maria Luisa, amore mio, come sei bella con il tuo cacchino. Dai, andiamo. Forza. Andiamo. Piccolina, su. No, non gioco più. Cosa vuoi giocare? No, dobbiamo salire. Teresa, dille sempre che le vogliamo bene. Cara. Santa benedetta la donna, benedetta il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Rosa, io prego per noi. Rosa, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Amore mio dolce, tu ce la devi fare. Tu ce la devi fare, forza. Oh, Madre Santissima, aiutaci tu. Si gioca. Tecchino, portami una matassa. A Mosca. Chi è che si cieca? Luigi. Grazie. Era quello che il tocco prende. Era quello che il tocco prende. Però prima prendersi Luigi. Mamma, Adele si sente male. Adele! È meningite. Mi dispiace.
Normale. Scontato, scontato. Era buono, esemplare, gentile, sempre disponibile, pregava sempre la Madonna, pregava sua madre. Rivedeva nell'immagine della Madonna la sorella Rosa, la sorella Adele, o sua madre, chissà, tutto qui. Nei primi anni della sua vita vide morire molti cari, dico, siamo pieni di sofferenze, siamo pieni di questi episodi, di queste testimonianze. Chiunque dovrebbe diventare santo allora. Per ogni vita sofferta un santo, sì. E la terra un'unica basilica. Certo che Dio è più umano di quanto possiamo immaginare. Anche Lui ha bisogno, come noi, di essere condiviso, rispettato, amato. Anche a Lui, come a noi, piacciono le persone gentili, allegre, generose. Solo che Egli sa quali sono veramente le persone gentili, allegre, generose, che sanno amare. Noi no. Il pellegrino è colui che si mette in cammino alla ricerca di Dio. E anche per Francesco Possenti fu così. Dalla metà dell'VIII secolo fino all'inizio dell'XI, accanto alla letteratura religiosa, si sviluppò un'intensa attività di traduzioni di opere scientifiche profane che rappresentò il più importante contributo cristiano alla cultura araba. Questa pania dovrebbe andare bene. E a voi, se non fischiate, fischierò io. Sì, certo, come la corteccia. La corteccia protegge il tronco, i rami. Sì, certo. Corpo e anima sono l'anima e il corpo sono come la corteccia sul tronco. Salve, Padre Angelo, sono Francesco Possenti. Studio al collegio da voi. Sono al primo anno. Scusate se vi disturbo, ma vi volevo chiedere... Allora, come la corteccia protegge dal freddo, dal vento e dall'acqua il proprio tronco, così il nostro corpo deve proteggere dalle tentazioni, dalla cupidigia e dalle intemperie la nostra anima, altrimenti che corteccia è?
una cortesia. Vi volevo chiedere, se non vi disturba troppo, una piccola cortesia. Il nostro corpo, intendo, se non protegge, non è corteccia. Cortesia. La cortesia non è mai piccola. Beh, mi piacerebbe molto imparare il vostro lavoro. Sono molto diligente, so obbedire, basterebbe solo che me lo insegnaste. Sarei un valentissimo collaboratore. Così potreste anche riposarvi. Io invece non mi affatico mai, dovessi lavorare anche la notte. Potrei riordinare i manoscritti, potrei catalogare le parti ripetitive, No. potrei... No. Non ho bisogno di nessuno. No. Non voglio nessuno e non so insegnare lavoro a nessuno. Gli uccelli. Li ho presi, a sentirli saranno tordi. Padrangelo. Custodisci, reggi e governa noi, che ti fummo affidati dalla pietà celeste. Amen. Sei diventato molto abile nella caccia, Checchino. È stata proprio un'ottima cena. No, è che sono fortunato. Tutto qua. Buonanotte, Stellina. Maria Luisa. Sì. Tu assomigli molto alla mamma, non è vero? No, ma che dici? La mamma era molto più bella. Sì, però tu le assomigli tanto. Adesso dormi che è tardi. Se ti vedesse, sarebbe molto orgogliosa di te. Padre, perdonate la mia insolenza, ma permettetemi, umilmente, di sottoporvi piccole, magari insignificanti elaborazioni. Scusate di nuovo se ho l'audacia di importunarvi, ma... ecco... se poteste degnargli d'uno sguardo, senza premura, affinché il mio ardire venga soffocato da giuste cause di incapacità, che accetterò senza replica, se questo sarà il vostro giudizio. Mettetemi alla prova, almeno per una volta. Vi prego. E voilà, un nastro e tutto cambia. Cosa ne pensi, eh? È bellissimo, sembra un cappello nuovo. Però se per caso dovessi stancartene, promettimi che me lo regalerai. Promesso. Ah, stavo per dimenticarmene. Grazie. Molto gentile. Andiamo. Padre Angelo. Scusate. Mi sono permesso di aggiungere alcune considerazioni che a mio avviso arricchiscono la prima relazione. Come mai avete scelto nella prima relazione il tema dello spirito? Beh, mi ci avete fatto pensare voi. Ricordate? L'albero, la corteccia, al fiume. Comunque mi dispiace, ma il vostro lavoro è del tutto insignificante. Quindi decreto incapacità. Questo è il mio giudizio. Ma... senza replica. Maria Luisa dice di averlo perso da queste parti. Però anche lei piangere per un orecchino d'oro. Oro? Qualcuno ha detto oro? Ehi, ciao Sebastian, come stai? Bene. Che avete perso?
Qualcosa? No, niente. Maria Luisa, la sorella di Francesco, ha perso un orecchino d'oro. Ah, hai una sorella. E dove l'avrebbe perso questo orecchino? Qui! Che bello, che fortuna! Non Meno pensavo male. di ritrovarlo. Sì, una vera fortuna. Sì, però anche lei. Piangere per un orecchino d'oro. A me? Certo. Se proprio volete fare un esercizio degno di chiamarsi tale, ecco. Niente cortecce questa volta. Avete 7 giorni di tempo. Aspetterò con ansia. A proposito, se non ce la fate, riportatemi il libro. No. Non sono stato io. Lo giuro. Non erano pergamene. Ti prego, Madonnina, sarò più buono. Non l'ho fatto apposta. Non ho mai detto di essere capace. Potrei, sì, certo, ma so scrivere così e così. Ma Padre Angelo non mi vuole. Per questo scrivo male. La tuba. Non volevo. Lo so. Ma non ho più la mia guancia, no. Questa volta la tolgo. La tolgo. Di nuovo questa febbre e questi vagheggiamenti. Cosa avrà, dottore? Lo sai, Dio. Ho rinforzato la cura. E mi raccomando, niente visite. Ripasserò in serata. Maria Luisa, dammi del pane. Dammi il pane. Maria Luisa. Maria Luisa. Sì. Maria Luisa. Ecco, tieni. Ecco. Porterò questo pane a chi dico io. Ti prego, Madonnina, non abbandonarmi. Io so che la causa di tutto è sempre la tuba. Dai, Chicchino. Angelo mio. Vedrai che domani starai già meglio. Tesoruccio. Ma tu assomigli molto alla mamma. Non è vero, Maria Luisa? Per la filosofia, che di per sé. Professore, ragazzi, io non ci vado. Immaginiamoci se i miei mi permettono di polemizzare con il professore. Certo, la tua posizione non te lo consentirebbe mai, ma da noi è diverso. Ah, diverso. Ma chi vuoi che lo sia? Ma in realtà... Egregio signor Possenti, buongiorno. Buongiorno. Avete visto Giacinto? Eccolo, Giacinto. Oh, ma che eleganza. Beh, sicuramente l'hai trafugata. No, me l'hanno regalata. Sì, però potevi fartela dare senza buchi. Vi prego. Vi prego. Giacinto, accetta questo umile regalo. Perdonami se non ti do anche il nastro. Ma l'ho già promesso. Grazie. Ragazzi, ma chi se l'è presa?
Il possenti è sempre più strano. Sì, è molto cambiato. Ma chi si crede di essere? Grazie, che bello. Ma perché? È forse festa? Un giubileo più che altro, che festeggia... Questa dovrebbe andare bene. Il valore dell'umiltà. È pulitissima e tiene molto caldo. Ah, eccoci, Lice. Vi ho portato del pane. No. Non è molto, lo so, ma ve ne porterò dell'altro. Facciano buona nottata. Arrivederci. Chiedere clemenza per un gesto così deplorevole, e soprattutto dopo la mia evidente incapacità letteraria, potrebbe dare ad intendere un'ulteriore ipocrisia, come se non bastasse la già precedente. Difficilissimo in questi momenti dimostrare i buoni intenti. I migliori pensieri aggraverebbero una circostanza già precaria. Io so che ora è facile, io so che ora è un pretesto, io so che soprattutto ora è sinonimo solo di doppiezza, ma credetemi, non mi rimane altro che chiedervi perdono. Di pomeriggio, dopo gli studi filosofici, prima dei vespri e i giorni dispari. E non voltatevi prima che ci ripensi. Trafilandosi tra i vicoli della storia architettonica di questa Spoleto, il giovanissimo possenti Francesco incontrò l'amico Sebastian. Sebastian, che spavento mi hai fatto prendere. Ero soprapensiero. Oh, soprapensiero o sottopensiero? Mi sai dire che differenza fa? Beh, sinceramente non so. Sarei portato a dire nessuna. Appunto nessuna, ma allora perché nessuno dice «Oh, scusami, ero sottopensiero», cioè non so a cosa stavo pensando. Prego. Grazie. Perché vedi, per essere logici, sopra è sopra, mentre sotto è qualcosa che non c'è, che è sinonimo di dimenticanza, distrazione. Sei d'accordo? Ah, sì. Bene. È per questo che oggi in questa stanza dove viviamo il trionfo della libertà, noi decretiamo la morte del soprapensiero. Ma come hai trovato questo posto? E soprattutto di chi sono questi libri? No, ma i libri sono di chi li legge. Sono un patrimonio dell'umanità. Praticamente sono tuoi. Ella si abbandonò completamente alle irresistibili adulazioni, senza trasparire disagio. No, dai, non scherzare. Di chi sono questi libri? Sono della mia famiglia. Ho saputo che vai matto per i libri, quindi mi sono detto... Ah, sì, io amo i libri. Sto lavorando anche in biblioteca insieme a Padre Angelo. A proposito, ora devo andare, altrimenti farò tardi. Ma no, è presto, sono soltanto le 2. Tieni.
Leggi. Gli abiti così leggeri scivolarono scoprendo l'ammaliante corpo. Le spalle così sane. Così sane, anticipavano una colonna perfetta. Lui iniziò ad accarezzare quei piccoli nodi che segnano il sentiero della schiena. Lei si adagiò sul letto e mise da un lato i suoi lunghi capelli, così che anch'egli potesse ammirare ancor di più il suo corpo. Sebastian, ma che fai? Questi libri sono così interessanti, poi letti da te diventano addirittura ammalianti. Ma che fai? Non capisco. Nulla. Non c'è nulla da capire. Vedrai, ci divertiremo. Tu continua a leggere. Tieni. Fatti una cultura. Tutti nell'adolescenza abbiamo desiderato nuove esperienze che spesso si chiamano sesso. Padre Norberto, vi prego, moderatevi. Perché Francesco Possenti, detto Checchino, detto Gabriele della Dolorata, rifiuta questa provocazione. Sesso. Questo sostantivo che solo a nominarlo è sinonimo di peccato, ma desiderabile. E chi era lui per rifiutare in età spensierata questo istinto? Dove la prendeva questa forza Checchino? Che certo non disdegnava la vita, l'avventura, la caccia. E che certo, non possiamo dire, porgesse tanto facilmente l'altra guancia. Dove la prendeva allora una simile determinazione? Vincere il desiderio sessuale. La verità è che già si stava definendo il suo sereno pellegrinaggio. La verità è che lui già intravedeva il difficile sentiero che lo avrebbe portato tra le tenere braccia della Dolorata. Credere o non credere, questo è il problema. Di parte. La vostra testimonianza è di parte, come tutte quelle delle persone che lo hanno conosciuto. Io voglio prove, non congetture, supposizioni prima di indire un processo. Ogni giorno, ogni settimana arrivano voci di eventi straordinari, miracoli, statue sacre che piangono. Apparizioni, ogni giorno. Prove, non illazioni. Decine e decine di testimonianze non sono comunque sufficienti. Dio sa ciò che è sufficiente e ciò che non lo è. Prove. Avete notizie, padre Germano? No, non ho notizie. Vi prego, tornate lì e accertatevi, ve ne sarò debitore. Grazie. La vita è fatta di piaceri, dice Sebastian. Se non li provi, che vita è? Ma la vita spesso ci riserva degli incontri che solo con il tempo riusciamo a capire. Perché passionista? Ecco, preso! Sì! Sei incredibile, Francesco, lo sapevo! Un solo colpo, come i veterani della caccia! E questa è la prima volta che usa il fucile! Cos'è? Una lepre? Una lepre! Se Sua Eccellenza Possenti me lo permette, come i messeri qui presenti, Filippo Giovannetti e Giacinto Petroni, che insieme al sottoscritto hanno espresso l'esplicito desiderio di poter festeggiare, mangiando la gustosa cacciagione, io, Parenzio Parenzi, parente dei suoi parenti, umilmente propongo di poter desinare presso la di sua magnifica dimora. Fatemici pensare. Beh, considerando la scarsità della cacciagione e sicuramente la fortissima affluenza di fauci affamate, beh, allora direi che possiamo prendere la vostra domanda in seria considerazione, a patto che è ancora molto presto. E se il buongiorno si vede dal mattino... Beh, come andrà. Andiamo, la lepre la prenderemo dopo.
A me sembra un progetto avventato, stravagante, assurdo. Una decisione niente affatto ponderata. Tu sai di cosa stai parlando? I messaggi che nostra Madre Maria Santissima mi ha inviato sono così chiari che... Sì, padre. So di cosa sto parlando. Tu, un damerino attento all'eleganza come nessun altro in Spoleto. Tu che la vanità stessa impallidisce al tuo passaggio. Tu adesso blateri di santi, di madonne, di messaggi. Ma padre... Tu sai di che cosa stai parlando? Più in là, più in là. Tratteremo l'argomento più in là. Adesso così vi sono tante cose a cui pensare, gli impegni presi, gli studi. Tratteremo l'argomento più avanti. Questa sera sarai tu ad accompagnare tua sorella Maria Luisa e la giovane Maria Pennacchietti a teatro. Vi farò trovare la carrozza. Affrettatevi che è già tardi. In quanto a eleganza nessuno vi è pari, Francesca? Eleganza? È tutto? Via, conoscete benissimo le vostre virtù. Sì, ma sentirsele dire fa sempre piacere. Mi imbarazzate. Vi prego. Non me lo perdonerei mai. Scusatemi, non volevo. Maria Luisa, tuo fratello è un vero gentiluomo. Grazie. È molto galante. Mi fa felice. Ho un'anima Andiamo. nobile. Un dolce trasporto mi coglie allorché mi appaiono le vostre beltà. Vi prego, madamigella, di permettermi di starvi vicino. Ah, ma la vuoi piantare? E scendi. E considerate che il mio cuore batterà sempre per voi. Ah, ma allora è un complotto. Ma la volete piantare? La piantiamo qui o la piantiamo lì? Perché se fosse lì verrebbe gardenia, mentre se la piantiamo qui sarebbe... No, per carità, la gardenia no. È meglio che la piantiamo lì. Così perlomeno saranno rape. Rape rosse come l'amore o rape come il pallido? Il saccente. Il delizioso, il virtuoso, il presente colore della finzione. Quindi, messere, rape rosse o rape? Beh, siccome siamo circondati da rape, che potrebbero non esserlo, allora, nel dubbio, meglio scegliere rape. Rape, 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 rape.
Francesco, ti conosco troppo bene. Ma dimmi sinceramente, ti ci trovi bene nei tuoi elegantissimi panni? Leggi. Che volete dire? Leggi. Così sta scritto. Il Cristo dovrà patire e risuscitare il terzo giorno. Ma voi rimanete in città, finché non vi sentirete rivestiti di potenza dall'alto. Innanzitutto, per risuscitare, bisogna prima morire. E per morire, bisogna prima nascere. Insomma, un ciclo che si ripete e sembra provocare dolore. E tutto questo avviene in soli 3 giorni. Chiaro? No. Ti prendi un po' di giorni per riflettere. Parti, va, cerca. Prova a resuscitare se ti senti morto. E comunque, sappi che se sarà, Dio ti rivestirà di potenza dall'alto o ti lascerà vivere in città. E dove vado? Ovunque. La vocazione è ovunque. Va dove ti piacerebbe andare. Sì, padre. Oh, santi! Teresa, vieni Francesco. Dolce cara Teresa. Oh, Maria Luisa, che piacere. Quante volte abbiamo tempo? giocato qui in questa strada e quante volte qui su queste scale. Oh. Francesco mi ha fatto proprio uno splendido regalo. Ma io sono così forte per poi risorgere. Francesco, Teresa, anche lei è fatto disperare tante volte. Francesco, come sei diventato? Bello sei sempre stato, ma a guardarti ora. Guarda Teresa che checchino, hai capito? Certo che ho capito, però un complimento lo dovete fare anche a me. L'ho allattato io. Gli ho dato la parte più bella di me. Teresa, Che ti ricordi quando quando sei diventato? Checchino. Dai, Maria Luisa, smettila. Checchino. Volete parlare con me? No. È che vi siete seduto al mio fianco e pensavo che... Mi sono seduto qui così. È come se questa sedia mi fosse venuta incontro. E di che congregazione fate parte? Dei passionisti. E siete contento? State bene, sì, insomma, siete sereno? Sì, molto, molto. Dio è grande. Come vi avevo annunciato, signore e signori, Maria Luisa Possenti e suo fratello Francesco. Sono così felice di essere qui. Complimenti, una festa meravigliosa. Signorina Possenti, Buonasera. che piacere vederla. Buonasera. Francesco. Mio fratello Francesco. Piacere, Buonasera. Anche tu. Salve. Buonasera. Buonasera. Vieni, cara, ti presento ai miei ospiti. Buonasera. Mi dovete Anche voi siete qui questa sera. Non pensavo di trovarvi. Come non pensavo di trovare tutta questa gente.
Così un dolce trasporto mi coglie quando mi appaiono le vostre beltà. Vi prego, madamigella, di starmi vicino e considerate che il mio cuore batterà sempre per voi. Che bravo. Ha un animo così nobile e sensibile. Grazie. Grazie. Hai presente quando stai male? Voglio dire quando stai male, ma male veramente, dentro. Beh, quella è la morte. E che succede poi? Dopo che dentro ti senti male forte, dopo un po' di giorni, 2, 3, 10, 100, che succede? Beh, che prima o poi ti passa. Certo, prima o poi ti passa. Bene, quella è la resurrezione. Se il chicco di grano non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Sei tu. Portatela via, non la voglio. Signora Celicia, non dormiva? La tua roba. Non la voglio. Signora Celicia. E non chiamarmi signora Celicia. E portatela via. Ma non capisco, che vi ha preso? È roba buona. E chi se ne importa? Io E smettila di darmi del voi! Ho fatto qualcosa che non va. Sono anni che mi porti da mangiare. Ma è una volta che ti sei fermato a parlare con me. Io vorrei, certo, non le tue cose. Io voglio sentire cosa pensi. Perché certamente anche tu pensi. Io voglio ascoltare le tue paure, perché sicuramente anche tu hai paura. Io voglio condividere le tue scoperte, perché sicuramente anche tu fai delle scoperte. Tu stai cercando. Tutti cerchiamo qualcosa. Ma condividere questa ricerca poi... mai. Ma perché? Perché nessuno parla con me? Con una mendicante? Mai. Un miracolo. Ecco, Celicia, io cerco un miracolo. Come? Un miracolo? Un miracolo. Posso? Devi. Questo è un miracolo. Io e te che stiamo parlando è un miracolo. Due persone che si parlano è un miracolo. Spesso spendiamo la vita a modificare il nostro corpo per poi, delusi, scivolare nello sgomento. E così ci resta la depressione, come unica compagna di fronte a un corpo che inevitabilmente sfiorisce. Te l'avevo detto, guarda, non si spezza. Padre! Non si spezza. Se fosse stata una quercia, no, sarebbe stato diverso. Perché per le querce non è come per le canne. Contro una forte tempesta, che potrebbe fare una quercia? Piegarsi forse come una piccola canna di bambù?
E tornare alta alla fine della tempesta? Padre Ciò Angelo! che sembra Francesco! Francesco! Padre Angelo! Francesco, devi tornare a casa. Tua sorella Maria Luisa non sta bene. Allora si decise. La mattina del 6 settembre 1856, ottenuta la sera innanzi la paterna benedizione, abbracciati i fratelli e salutata la governante, sull'albeggiare lasciammo Spoleto. Scrive il fratello di Francesco Possenti, padre Luigi, domenicano. Così il nostro confratel Gabriele, sull'alba, si avviò verso l'umile convento di Morrovalle. Vi sembra che vi sia qualcosa di particolare in questa storia, padre Norberto? Mi sembra che vi sia. Dal momento che vi ho conosciuto, mi sono sempre chiesto se mi fosse simpatico o antipatico. State contribuendo a sciogliere il quesito. Andiamo, che si cena. Scrive sempre padre Luigi, nonostante il dolore del distacco dal nostro ottimo padre e dai fratelli, Checco era gioviale ed allegro. No, non è possibile, padre Norberto. Ma come fa ad arrivare sempre lui per primo? Le ali del Signore si posano sulle gambe di chi ha buona volontà. Gabriele, Gabriele, non dovresti venire nell'orto così presto. Poi tu, di salute così cagionevole. Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà al suo lavoro.
E Gesù, chinato il capo, spirò. Promettiamo a Dio Onnipotente e alla Beata Vergine Maria castità, povertà, obbedienza e di fare testimonianza della passione di Gesù Cristo. Ed io, da parte di Gesù, vi prometto la vita eterna. Con gioia vi accogliamo nella famiglia dei passionisti. Ricevete, fratelli, la croce e la corona di spine. Siate segno di Cristo, morto in croce per amore e per l'umanità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Raggiunto il giusto numero per il corso di teologia e lasciata Morrovalle, il 20 giugno 1858 il giovane gruppo di studenti si trasferì nel convento di Pieve Torina, diocesi di Camerino, Macerata. Verrà in quest'aula fra un paio d'ore, più o meno. Senza accompagnamento? No, ma che dite? L'accompagneranno, e come potrebbe altrimenti? Ah, c'è un'altra novità. Scusate, ne abbiamo ancora per molto, possiamo andare avanti, se non importuno. Oh, come potreste importunarci? È per il processo. Nuovi elementi che il Signore vorrà fornirci per una migliore riuscita del nostro umile lavoro. Dove eravamo rimasti? A Pieve Torina. Dove? Scusate, Eminenza. A Pieve Torina. Eravamo rimasti che, formatosi il giusto numero di studenti per il corso triennale di teologia, il giovane gruppo si trasferì nel convento di Pieve Torina. Ah, bene, bene, dunque eravamo arrivati appunto agli studi teologici. Padre Germano, per cortesia, volete appuntarvi alcuni prossimi passaggi? Nonostante Gabriele fosse abile e preparatissimo, le avversità storiche di quel periodo spesso ne misero in difficoltà la vita e la fede. Padre Germano, vita e fede, per cortesia. Sì, vita e fede. Qui. Dei confratelli. Tuttavia Gabriele aveva raggiunto una tale maturità di comportamento, di lungimiranza e di consapevolezza celeste da suscitare ammirazione. Durante quel periodo egli era sempre pronto ad affrontare i problemi che quotidianamente si presentavano. Si escludeva altresì dai facili contrasti, anche se con persone virtuose. Non esistevano avversari nella sua vita. Con fratello Gabriele non negava conforto a nessuno. La sua generosità era veramente difficile da imitare. E così il suo coraggio. Venga, la stavamo aspettando. Mi stavate? Sì, noi. Venga, non tanto. Grazie. È così prima o poi. Non si sa ancora esattamente quando, ma comunque presto. Tutta questa zona verrà occupata. E il Papa? Per l'Italia centrale verrà ceduta a Napoleone III la Savoia e Nizza. E al Papa non resterà nient'altro da fare che ripiegare su Roma. Ma il problema non è questo adesso. Io sono stato educato da cristiano. Tutta la mia famiglia è profondamente credente. Quando vedo un saio, per me è come vedere l'immagine di Dio. Per cui il mio primo intento era riuscire a venire qui ad avvertirvi, perché questi luoghi non sono più sicuri per voi. Dovete trovare dei posti dove rifugiarvi. Questa situazione cambierà, passerà, ma per il momento è così. Per questa non so come ringraziarvi. La terrò qui sul mio cuore, come una maglia. Così sarà più vicino al mio spirito e lontana da sguardi indiscreti. Ora devo andare. Eh sì, decisamente dovrebbe essere questa. Sì, Ma decisamente. dico, sempre questo è il modo di entrare? No, perdonatemi, vostra eminenza, è che credevo fossimo in un altro corridoio. Così almeno mi era sembrato di capire. Avete quindi sbagliato direzione, dottor? Boscherini, dottor Boscherini. No, ma non credo di aver sbagliato aula. Scusate, non è qui che si celebra la beatificazione di Gabriele? Dell'addolorata. Sì, ecco. Appunto. Siccome vostra eminenza ha ripetutamente chiesto fatti più che parole, ci siamo permessi, padre Germano ed io, visto che siamo venuti a conoscenza di un caso, come dire, perlomeno strano,
Abbiamo portato in aula questa testimonianza che rappresenta sicuramente, come vostra eminenza desidera, appunto, un fatto. Ma... non è mica un ladretto questo, dottore? No, posso garantire io, eminenza. Non c'è alcun pericolo di contagio. State tranquillo. Pensate che lei vive con noi ormai da quanto? 10 anni. 10 anni. E nessuno di noi ha avuto conseguenze nell'assisterla. E questo di per sé è già un miracolo, giusto? Grazie, dottore. Ma cosa c'entra questo con il nostro lavoro? Questo tribunale deve acquisire quella documentazione necessaria per stabilire se... La sua forza nel sopportare il dolore, scusatemi, è un esempio per tutti. Le sue parole sono di conforto. E questo è per noi... Conobbi nella ridente città di Spoleto, già in giovane età, il santo, che fu poi ribattezzato con il nome di Gabriele. Non è ancora santo. Sentii il santo l'ultima volta alle falde del Gran Sasso. Era stanco. Dio, com'era stanco. Scendeva a valle e aveva una gran voglia di parlare, cosa molto rara per lui, soprattutto con le persone della mia specie. Pensate che una volta l'ho rimproverato proprio per questo. In che anno siete stata più o meno sul Gran Sasso? No, non ho mai detto di essere stata sul Gran Sasso. L'unico viaggio che ho fatto in vita mia è stato quello per venire qua, a Roma, per essere più vicina al Papa, a Dio. Allora, Gabriele, il santo, come dite voi, in quale Gran Sasso l'avete incontrato? Sentito. Non incontrato, sentito. L'ultima volta che l'ho sentito è stata ai piedi del Gran Sasso. Quando sentirete Cilicia, ditele che le chiedo scusa per non averle parlato prima, ma che è sempre rimasta nel mio cuore. Glielo direte? Certo che glielo dirò. Ecco, sì. Scusatemi. Grazie della vostra ospitalità. Sì, e ditele anche che un giorno correrà in mio aiuto. E grazie a lei il mio spirito ne trarrà beneficio. Sì, padre Gabriele. Non sono padre. A quest'ora forse sarei già sacerdote. Ma la mancanza di vescovi e i difficili tempi di guerra hanno impedito che procedessi oltre. Dovete dire anche a Cilicia che partì per risalire il Gran Sasso, grazie alla benedizione e al consenso di padre Norberto. Segui le tappe che ti ho indicato. Il Corno Grande non è lontano, ma questo non significa che devi strafare. E quando sarai su, fa una preghiera anche per noi. E come sarà? Ah, sarà bellissimo, vedrai. A un passo da Dio. E troverai anche... No, questo lo vedrai da solo. E sono sicuro che ti farà piacere. E posso parlare con la gente che incontrerò? Devi. Così ti renderai conto di quanto la gente abbia bisogno di te. Ora vai, prima che mi venga la tentazione di seguirti. Siete impazziti! Giusto ieri avreste voluto... Vederti morire e ora vedi di sparire. Sai cosa vuol dire essere una spia? Grazie che io... Tornatene da dove sei venuta. Giusto fra le braccia di un prete, ti mancava. Ecco, brava, quello è il tuo posto. Fagli vedere il paradiso, il fraticello. Confessati che magari ti assolve anche. Mi scusi, padre, è che... E di ai tuoi amici piemontesi, che li aspettiamo, capito? Maledetti! Voi e la vostra guerra, che l'inferno vi porti via!
Allenati, Beatrice. Sarà per la prossima. 1000 volte maledetti! Se è vero che esiste un Dio! Scusi, padre. Non volevo. Ma sono dei briganti. E finché hanno voluto divertirsi, voi mi capite? Capisco. Sì, capisco. Capisco. È bastata una semplice malalingua per cacciarmi via. Lei è una spia. Io una spia. Ma ci pensate? Capite? Capisco. Qualcuno che mi capisce. In questa vita di ignoranti finalmente qualcuno mi capisce. L'amore è quell'attimo che passa tra un sospiro e un altro. Magari fosse stato amore. Era solo lavoro. Un lavoro come tutti gli altri, padre. Ma perché gli uomini sono così irriconoscenti? Padre, vi prego, beneditemi. Almeno la vostra benedizione in cielo qualcuno l'ascolterà. Svendiamo il nostro corpo alle prime proposte lusinghiere per lamentarci poi dell'indifferenza degli altri. Ma cosa ho fatto di male io? Cosa? No! Io devo fare così. Ditemi, padre, se c'è un motivo per così tanta miseria. Che ci ho fatto io? Che cosa? Ma ditemelo, vi prego, ditemelo. Prima la guerra che si è portata via mio marito. E adesso la mia bambina. La mia bambina perché? Che c'entra lei? Perché? Vado sempre in chiesa, prego tutti i giorni. Dio è nei miei pensieri tutti i giorni. E allora perché ce l'ha con me? Perché? Perché? La verità è che Dio già intravede il difficile sentiero che ci porterà tra le tenere braccia dell'addolorata. Ma io soffro tanto, si soffre tanto. Dio sa che si soffre tanto. Dio lo sa che si soffre tanto. Quanto più sarà il nostro soffrire, tanto più sarà dolce l'eternità. Arriverà mai, padre, l'eternità? Arriverà un tempo dove non esisterà più il tempo e il dolore sarà dimenticato. Giustizia sarà se voi darete ai figli di Gesù Cristo ciò che Gesù Cristo ha dato in abbondanza a voi. Questo fu dato per me. E dico, signora, quel rosario È suo, vostra eminenza. Come? Io pensavo... È suo. Ora vi spiego. Padre Germano, per cortesia, l'ho presi io in prestito dalla signora Cilicia giusto 2 settimane or sono, appunto perché volevo appurare chi fosse realmente il legittimo proprietario. E sarebbe? Voi che siete stati vicino chi a Francesco Possenti in tenera età, chi a confratel Gabriele più avanti, sapreste dirmi con certezza di chi è questo rosario? Padre Ermenegildo, compagno di liceo e di noviziato. Di confratel Gabriele. Cavaliere avvocato Filippo Giovannetti, Pippo, per il giovane Possenti. Francesco Possenti, non v'è dubbio. Padre Costantino, confratello di noviziato.
Gabriele dell'Addolorata, com'è vero che io ci vedo. Padre Carlo Confratello di noviziato e suo antagonista nei saggi filosofici. Del mio maestro, Gabriele dell'Addolorata. Padre Giacinto Petroni, missionario del preziosissimo sangue, suo grande amico e suo stimatore. Confratel Gabriele, confermo. E come mai, allora, questo rosario che tutti, fino all'ultimo, hanno visto nelle mani di Gabriele e oggi della signora Cilicia? Una copia, forse? Non credo che la signora Cilicia si sia fatta fare una copia. Come quando l'ha avuto, allora? Ma, insomma, di chi è questo rosario? Questa è la versione dei fatti. Il corno grande era ormai molto vicino. Io non osavo guardare giù, forse perché sentivo che c'era, che sarebbe stato presente. Il Gran Sasso era ormai a pochi metri. Non osavo guardare sotto, sia per soggezione, sia perché, convinto dello splendido panorama che mi stava aspettando, non volevo togliermi il gusto di quel momento. Camminai ancora di gran lena. Non sentivo la stanchezza. E dentro di me solo gli affanni della gente, della vita, la miseria e del fine. Ma in qualche modo io ero certo che lassù Dio li avrebbe accolti fra le sue braccia, quegli affanni. Le avrebbe strette forte, quelle miserie. Arrivai in vetta e tenni fino all'ultimo momento le pupille chiuse. Fino all'ultimo momento. Finché improvvisamente le aprii. Grazie, Silvia. Che il Signore te ne renda merito. Questo fallo avere a Cilicia. Le servirà come prova. E affinché non soffra più, insegnale. Io non so se sono stato così buono da meritare questi dolori. Perché io so che attraverso la sofferenza proverò felicità. Io trovai una mattina che mi svegliai in Spoleto, circa 20 anni fa, questo rosario. Io non so chi ce l'abbia messo, come sia arrivato lì. Io so solo che l'ho presi. Ero incuriosita e vidi come se l'avessi appena vissuto, ciò che vi ho appena raccontato. Poi pronunciai questi versi e dimenticai ogni dolore. Su questo posso confermare io. Vedete, niente.
niente dolore. E vi assicuro che chiunque di noi salterebbe non di pochi centimetri con delle ulcere di questo tipo. E invece lei niente. È inesplicabile. Semplicemente inesplicabile. È ben vero che questo umile servo di Dio non appalesò mai nella sua condotta segni straordinari di santità, quali si possono leggere in certe vite di alcuni santi. Però la sua condotta fu tale che chiunque lo conobbe ebbe immediatamente un'alta considerazione di lui. La sua condotta, la sua tenacia, la sua coerenza sempre fecero di Gabriele una creatura che non passò inosservata. Fortuna, carisma, santità, e chi può dirlo? Prove? Miracoli? La sua piccola, semplice, quasi anonima vita. Questo è il vero miracolo. Il suo discreto passaggio all'ombra della nostra mediocrità. Riflettiamo. Quando un nostro superiore, quando chiunque tra i nostri simili ci detta un ordine, qualsiasi esso sia, noi cosa facciamo? Spesso lo eseguiamo senza chiederci il perché. Ci comandano, noi ubbidiamo. E tutto questo per fare la volontà di un altro che ci rappresenta, che ci comanda, che è. Ma se facciamo così ci sarà pure il nostro tornaconto. E certo, come no. Se saremo bravi, se ce la faremo, se saremo fortunati, se raggiungeremo quel grado di preparazione, se saremo premiati. Fama, successo, potere, denaro, illusioni. 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 Allora io chiedo, visto che spesso con tanta superficialità facciamo la volontà degli altri, perché ci stupiamo tanto o ci lamentiamo o inveiamo verso la volontà di Dio? Una volontà che mi vuole sofferente, povero, così vigliacco da porgere addirittura l'altra guancia invece di sguainare la spada e vendicare il sangue versato. Di quale Dio? Questa piccola volontà, perdono Dio, non è con te che ce l'ho. Vi chiedo con umiltà, eminenza, qual è la volontà di Dio sull'umile servo confratel Gabriele? Certo, un santo che non ha ancora fatto miracoli, che non ha avuto visioni mistiche, che non ha fatto... Che santo è? Però è stato di esempio a tutti noi. Però ha sempre ubbidito, anche quando... Non riuscivo a guardarlo così mal ridotto. Mi passavano davanti 1000 ricordi. Il liceo, la nostra spensieratezza. La nostra Spoleto, la nostra fede, Monrovalle e tanti altri. Ma come ha potuto ammalarsi così? È irriconoscibile. Penne. Il viaggio a Penne. Penne. Il viaggio per Tonsura. L'avevo detto io che non stava bene. E poi perché Penne? Non poteva venire il vescovo a Teramo? No, Penne. La cosa incredibile, Gabriele. Grazie a Dio, andiamo a prendere gli ordini. Non credo che questo viaggio giovi molto alla salute di Gabriele. E poi, sinceramente, ancora non capisco. Ancora non capisco perché non ci fermiamo più a Teramo, invece di fare tutta la strada per arrivare fino a Penne. Io non so, credo... A me sono arrivati degli ordini. Ermenegildo, che dici? Il Signore dove ti chiama, ti chiama. Cos'è? Ne vuoi fare una questione di distanza? Io per nostro Signore Dio andrei volentieri fino in capo al mondo. Grazie. Grazie. Ci penso. Andiamo. Eccellenza reverendissima, noi umilmente chiediamo, a Dio piacendo, che confratel Gabriele e confratel Ermenegildo ricevano i seguenti ordini minori: custodi delle chiese e dei suoni delle campane,
lettori nelle assemblee liturgiche, esorcisti degli ossessi ed assistenti dei sacerdoti nelle celebrazioni delle messe. Abbandonate le ultime briciole di vanità e lasciate spazio ad ogni giustizia, bontà e verità. Gabriele, ma stai Illuminate male? voi stessi, gli altri e la Chiesa di Dio. Ho paura che conversando possa uscire dalla mia bocca quel che vi distingueranno. dolce fiato che nostra Madre Santissima mi sta ponendo dentro oggi. Portate il vino e l'acqua per il santo sacrificio e dedicate a Dio una vita casta e di opere buone. Illuminate voi stessi, gli altri e la Chiesa invece. Portate conforto agli oppressi, agli ammalati. Dei voti che vi distingueranno. Fate non ti vostra preoccupare. la passione di È solo un nostro po' di Signore tosse. Gesù. Solo un po' di tosse, capite? Poi mettiamoci ritorno. E neanche la calda estate è riuscita a portargli il giovamento. Maledetto viaggio! Come può essere la volontà di Dio, maledetta? Gabriele. Non ti rammaricare, Ermenegildo. Lo so che parli così perché mi vuoi bene. E ringrazio il Signore di questo. Ma chissà quali santi disegni Lui ha per me. Lui che è sempre stato così generoso. Come può essere la volontà di Dio, maledetta? Padre Norberto, sullo scrittoio c'è un quaderno. Vi prego, portatelo con voi e distruggetelo. Ma, Gabriele... Fate come vi dico, vi prego. Perché? Oh Dio, dammi il coraggio di capire la tua volontà. Perché, grazie ad essa, seppur difficile, io sarò salvato. Fa presto, mamma mia. Oh Dio, dammi il coraggio di capire la tua volontà, perché grazie ad essa, seppur difficile, io sarò salvato. Capire la tua volontà, dammi il coraggio di capirla, di intuirla, di interpretarla, di accettarla. Perché come si può accettare di essere colpiti da un male inguaribile, di nascere cieco, di essere traditi dal miglior amico, di vedersi amputare una gamba, di perdere un figlio? Difficile, eh? Sì, molto difficile. Se dietro non c'è una grande fede. E allora, Dio, dammi il coraggio, perché ce ne vuole di coraggio, per accettare il calice amaro di questa mediocre esistenza. Ecco, Vostra Eminenza. Allora io vi chiedo, qual è su Confratel Gabriele della Dolorata la volontà di Dio? Qui, dove sicuramente non c'è la volontà degli uomini, delle loro leggi, delle, mi perdoni, loro prove. Qui dove regna in assoluto la vera ed eterna fede. Qui, in questo luogo di santità, ci dica, qual è la volontà di nostro Signore e Dio?
Vostra Eminenza. Vostra Eminenza. Sì. Vi sentite bene? Avete bisogno di qualcosa? Sì. Qual è la volontà di Dio? Santo. 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 La sua ultima dimora la immaginavo proprio il popolo di Santo. 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 Venite, ora dobbiamo andare di noi. Santo. 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 Presto al convento. Si dia inizio al processo di beatificazione di Gabriele dell'Addolorata e possa nostro Signore Dio farlo santo.